perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, sei chi rialza il mio capo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, sei chi rialza il mio capo. Innalzati, salvami, innalzati, salvami, innalzati, salvami, innalzati, salvami, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, sei chi rialza il mio capo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, sei chi rialza il mio capo. Oh, Signore, gloria a te, Padre. Vogliamo fare nostre le parole di questo canto, Padre. Tu sei il nostro scudo e tu sei la nostra fortezza, Padre. Sì, Signore, confidiamo in te che sei la nostra forza. Sì, Signore, tu sei la mia forza per andare avanti, Padre. Grazie, grazie, grazie per tutto ciò che fai per me, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Se camminerò nella notte, tu cammini con me, il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarà, la tua mano mi coprirà. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia. Tu non mi lascerai mai, quando il vento soffia forte. Tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che risplende per me, e più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te resterò. Non ho timore, avanti andrò. Io non ho paura, perché so che sei con me, e perché tu sei con me. Chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se
più, no, no, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più, no, no, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò, sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò, mi rialzerai e in alto volerò. Alleluia. Pace a tutti fratelli, potete anche accomodarvi, nel frattempo vorrei condividere un piccolo versetto che il Signore mi ha messo nel cuore questa settimana e volevo condividere qualcosa che spesso si dà per scontato, ma almeno per esperienza personale ho compreso che non si dà nulla per scontato, soprattutto quando si parla con Dio. E il versetto che mi ha toccato molto lo troviamo in Proverbi 16, al versetto 20, e dice così: chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Mi è successo spesso e volentieri in passato quando si legge la Bibbia, se non ci sono cose particolari che ti toccano si va avanti in velocità, no? E invece nell'ultimo periodo ho imparato a non dare niente per scontato e davvero a guardare ogni singola parola, ogni singola cosa che c'è scritto in questo meraviglioso libro. E quando mi sono soffermato su questo versetto, dice chi presta attenzione alla parola, quindi vuol dire che c'è qualcuno che non presta attenzione, probabilmente come me prima si andava in velocità e si tralasciavano alcune cose. E quando dice attenzione alla parola, quindi alla parola di Dio, il mio incoraggiamento è davvero: fratelli, stiamo vicini alla parola di Dio, studiamola, meditiamola e soprattutto mettiamola in pratica, perché è qualcosa che davvero rivoluziona la nostra vita. Io, quando mi capita di evangelizzare, dico spesso che la Bibbia è il nostro libretto di istruzioni sulla terra, su come dobbiamo camminare. E poi dice, se ne troverà bene, cioè quindi vuol dire, il Signore ci incoraggia a dire: prestate attenzione alla mia parola, perché se davvero presterai attenzione alla mia parola ti troverai bene, e beato colui che confida nel Signore. Fratelli,
stiamo vicini al Signore. Non voglio scoraggiarvi dicendovi che i tempi sono difficili, ma lo sono. Però la cosa più bella è che il Signore ci incoraggia a stare attenti, a stare attaccati alla sua parola e a confidare in Lui, perché saremo beati. Quindi questa è una cosa che volevo condividere con voi, perché è tutta settimana che continua a rimbalzarmi nella mente e nel cuore, e provo gioia nel vedere come davvero il Signore parla ai nostri cuori. E quindi è giusto condividere queste cose con i fratelli e con la Chiesa. Pace a tutti. Grazie Marco. Gloria a Dio. Non abbiamo fatto una cosa questa mattina che siamo in dovere di fare. Ci sono persone che hanno perso case, ci sono persone che hanno perso familiari, morti. Credo che tutti quanti voi avete visto quello che sta succedendo. In ben 5 paesi ci sono state queste alluvioni. Vogliamo alzarci un attimo in piedi? Padre, aiutaci ad avere un cuore secondo il tuo cuore. A volte noi guardiamo certe cose, siamo talmente presi dal web, a volte sembrano film, sembrano cose così distanti da noi, ma quando poi queste cose succedono a noi, Signore, veniamo davanti a te con un cuore rotto. E con la stessa attitudine questa mattina noi vogliamo venire davanti a te prima di, Signore, ascoltare il messaggio della tua parola. Vogliamo pregarti per quanti hanno avuto delle perdite familiari, Signore, anche abitazioni, case, paure. Padre, ti chiediamo che Cristo Gesù, che è il principe della pace, possa riempire il loro cuore, il loro stato d'animo, Signore, sapendo che queste cose avverranno, accadranno, e anche grazie purtroppo a quello che l'uomo è riuscito a fare. Signore, perdonaci. Questa mattina vogliamo ringraziarti, vogliamo anche, Signore, pregarti per Palmiro, per l'intervento che dovrà avere domani. Signore, vuoi tu guidare i medici? Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Dobbiamo fare gli auguri a qualcuno questa mattina, a Deborah che compie gli anni. Tanti auguri. E poi ho saputo che anche il compleanno di Marco, che è in mezzo a noi, che Dio lo benedica. Amen. L'ho scoperto che sono nati insieme. Nello stesso giorno. Ma quanti di noi realizzano che ogni minuto che Dio ci dà è un dono? E c'è un perché il Signore ce lo dà. Siete d'accordo? C'è quel cantico che noi cantiamo: ora ho scoperto il valore della vita, no? La ragione della vita è amare te, servire te. Ma è bella questa canzone, ma la realtà è questa? Lo cantiamo, ma la ragione della mia vita è servire il Signore? Non sempre. Se le cose mi vanno bene, e allora sì. Se le cose non vanno bene, allora il Signore viene per ultimo. Questa mattina abbiamo cantato questo cantico, Mi rialzerai. È un po' l'introduzione del messaggio che questa mattina il Signore ha messo nel mio cuore. Il messaggio io l'ho intitolato C'è già? Soli con Dio. Quanti hanno imparato a stare soli con Dio? Quanti invece sanno stare solo quando stanno gli altri con Dio, e allora ci stiamo anche noi? Questa mattina voglio parlarvi di un uomo che è dovuto stare solo con Dio. Ascolta bene il messaggio di questa mattina, perché sono certo che è un messaggio che viene dal cuore di Dio.
Genesi, capitolo 32, dal versetto 24. Libro della Genesi, capitolo 32, dal versetto 24. Mi piace come inizia proprio questo verso della Scrittura. Io leggerò dalla Nuova Riveduta, perché in questo caso mi piace più la Nuova Riveduta che dalla Nuova Diodati. Ci sono delle piccole sfumature di cui mi piace di più. Avete preso tutti Genesi, è il primo libro della Bibbia. Quanti lo sanno? Giacobbe rimase solo. Gloria a Dio! Finalmente Giacobbe rimase solo. Quanti sanno il significato di Giacobbe? Il nome di Giacobbe. Mamma mia, quante volte l'ho predicato, quante volte abbiamo fatto studi su studi. E allora qual è il significato di Giacobbe? Giacobbe è soppiantatore. Qualcuno in italiano ha detto imbroglione. Era molto astuto, diciamo così. Ne ha combinato di cotte e di crude. Eppure Dio lo amava, e lo amava da più di Esaù. Così troviamo scritto nella parola. È nato, lui era gemello con Esaù, è nato tenendo aggrappato il calcagno di Esaù. La parola disse, Dio disse che lui sarà colui, Esaù servirà suo fratello minore, il maggiore servirà il minore. E così avvenne, che Dio onnisciente e onnisapiente. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincere, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata. Mentre quello lottava con lui, e l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu non mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. E quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse: ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo fino al giorno d'oggi gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Gloria a Dio. Fratelli, noi stiamo vivendo in un periodo storico molto particolare. Credo che uno dei segni degli ultimi tempi, sapete che in Matteo 24 ci sono scritti tutti i segni, quello che avverrà prima che il Signore torni, e qualcuno dice: ma questo c'è sempre stato. Può darsi pure che ci sia sempre stato, ma quello che io sto vedendo, almeno per la mia esperienza dei miei 62 anni, non l'ho mai visto prima. Non l'ho visto prima, quindi posso dire che quello che io sto vedendo ora non l'ho visto precedentemente. Dopo qualcuno potrà dire: ma c'è sempre stato. Beh, io queste cose non l'ho mai viste, di quello che sta accadendo adesso. La parola di Dio dice in Daniele, in modo particolare, sapete che il libro di Daniele è un libro dove tutti i teologi vanno a studiare, anche gli scienziati, per vedere un po' la fine dei tempi, in che tempo ci troviamo. Daniele e l'Apocalisse, la maggior parte. E il libro di Daniele dice il Signore al capitolo 12, versetto 4: tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. La conoscenza aumenterà. Bene, se mio papà fosse ancora in vita e gli do un telefonino in mano,
un cellulare, mio padre non saprebbe neanche che cosa è e rimarrebbe stupito dal vedere che qualcuno gli manda le foto o addirittura ci si possa vedere l'uno con l'altro e parlare attraverso un cellulare. E la cosa è che la cosa è andata talmente veloce che noi come me, io che ho 61 anni, mi metto con un ragazzino di 10-11 anni, mi distrugge. Perché la conoscenza è aumentata, ma di gran lunga è aumentata la conoscenza. Oggi si vive sul web, nell'intera tecnologia cellulare, internet e soprattutto i social media sono parte integrante della nostra vita quotidiana. Nell'era dell'internet, dove tutti siamo connessi tra di noi in ogni parte del mondo. Tuttavia è facile ed è molto spesso accade sentirsi soli. Questo perché, come tutte le cose, anche quelle che sembrano le più belle hanno in sé luci e ombre. Oggigiorno, sebbene l'individuo sia circondato da 1000 amici sui social, come me, io ho tantissime amicizie su Facebook, ma forse ne conoscerò una cinquantina, forse 60, e ho 3000, e c'è anche quelli che ne hanno ancora di più, ma ogni giorno ricevo sempre amicizia, 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 amicizia. C'è un individualismo sfrenato che porta la persona a richiudersi sempre di più in se stessi. Molti vivono attraverso un computer. Molte persone sono chiuse all'interno di un computer. E la cosa più grave è che si tengono occulti, cioè non si partecipa più tante volte al culto perché si fa il culto sul computer. Addirittura alcuni fanno la Santa Cena a casa. Non ti preoccupare, tu rimani a casa, perché lì il Signore sicuramente c'è anche con te. Non ti preoccupare, non hai bisogno di andare in chiesa, perché se vai in chiesa avrai dei problemi e questo te lo posso garantire che se tu vai in chiesa avrai dei problemi. Sai perché? Perché ti scontrerai con me. Perché ti scontrerai con dei caratteri. Perché avrai problemi fino alla fine dei tuoi giorni. Perché Dio ha creato la Chiesa. Per qual motivo allora ha creato la Chiesa? Non ha forse detto, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i figli di Dio dimorano insieme nell'unità. Ma a volte la mia unità non è la tua unità, il mio modo di pensare non è il tuo modo di pensare. A questo punto ci vorrebbe un giudice. Chi è il giudice? Il pastore della Chiesa? No! Chi è il giudice? Questo fa giudizio. L'Apostolo Paolo diceva siate miei imitatori come io lo sono di... non Natanaele. 3 anni è stato ai piedi di Gamaliele, uno dei più grandi insegnanti. Come io lo sono di Cristo. Quello che avete visto fare a me, fatelo. Chissà se tu lo puoi dire a qualcuno. Quello che tu hai visto fare a me, fallo. Io certamente no. Non riesco a dirlo e cerco di dare il meglio di me stesso, ma più delle volte ci scontriamo con delle situazioni difficili perché ci sono i caratteri. Ma quanti sanno che Dio ti sta preparando qui per portarti lì? Quanti sanno il problema che aveva Giacobbe, come dicono in Toscana? Qual era il problema di Giacobbe? Giacobbe aveva... A Napoli facciamo così. Giacobbe aveva rubato la primogenitura a suo fratello. Se n'era scappato. Ora, quando noi leggiamo questo, che Giacobbe rimase solo, finalmente Giacobbe comprese che doveva rimanere solo con Dio, aveva preparato ogni cosa, aveva preparato per suo fratello, perché quando andò a dire andate a dire a mio fratello, tornarono indietro e dice tuo fratello sta venendo qui con 400 uomini. E Giacobbe pensò, mi verranno a prendere con l'aspirapolvere.
Non c'era allora, ma l'avrebbero inventato. Perché suo fratello era andato lì per ammazzarlo, distruggerlo. E Giacobbe, dice la scrittura, rimase solo con Dio. C'è una solitudine che Dio ama nel momento in cui noi dobbiamo rimanere soli, ma ciò non vuol dire che noi dobbiamo estraniarci dalla Chiesa, andare via dal popolo di Cristo e farci la nostra Chiesa a casa o farci i nostri culti a casa. Dio ti ha chiamato a crescere insieme con gli altri, con i tuoi difetti e anche gli altri difetti contro difetti, perché siamo sulla via della salvezza. Il Signore a ognuno di noi vuole insegnarci a imparare che cosa significa stare insieme. Se tu tieni il tuo bambino a casa da quando nasce e gli fai scuola a casa, come fanno in alcuni paesi, in America so che fanno così, non li portano a scuola, forse non tutti, non lo so, ma gli fanno lezione a casa, quel bambino non crescerà mai bene. Perché? Perché non ha rapporti con altri bambini. Noi dobbiamo avere rapporto l'un l'altro. Dio quando creò Adamo che cosa disse? Disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli farò un aiuto convenevole. Ma dopo un po' anche lui disse: questa è quella che tu mi hai messo vicino. È lei che mi ha creato il problema, non io. E lei mi ha detto mangia. Quindi iniziò a trovare problemi con l'unica che c'era, una sola. E la colpa non fu neanche di lei, ma fu di Dio che l'aveva messa vicino. E a volte quando noi preghiamo perché ci sono dei conflitti all'interno della Chiesa, o conflitti familiari o cosa, ce la prendiamo con chi? Giacobbe rimase solo, comprese finalmente che aveva bisogno di rimanere solo. Ci sono momenti in cui Dio ti sta aspettando che tu vada a Lui da solo o da sola. Una vita frenetica, uno stratega impegnato nelle cose della vita, doveva sempre in qualche modo tenersi impegnato, fare. Eppure Dio gli aveva parlato, si era presentato a lui, aveva visto una visione, angeli che salivano e scendevano. Vi ricordate a Betel? Questo luogo lo chiamerò Betel. Dio si presentò a lui più volte, dice io ti benedirò, ma Dio veniva in secondo piano fino a quando questo problema così grave che rischiava la sua vita si fermò. E a volte Dio ti deve fermare in qualche modo. A volte Dio ci deve fermare in qualche modo. A me mi ha fermato quando avevo 17 anni. Io ho conosciuto il Signore, sono stato battezzato nello Spirito Santo all'età di 14 anni. A 15 anni ho fatto il battesimo in acqua, ma giocavo a calcio. E mentre stavo giocando a pallone, che io già vedevo il mio futuro, giocavo nella società del Napoli, vedevo già il mio futuro. E quindi a un certo punto qualcuno mi venne incontro, mi alzò in aria, mi spaccò legamenti, crociate anteriori, interni, la rotula del ginocchio e mi fermò, mi bloccò completamente. La sera precedente io stetti a culto, andai a prendere mio papà in chiesa, mio papà era anziano, e c'era ancora il pastore che stava predicando e io pensavo che fosse finito il culto. E invece c'era il pastore che stava predicando. Il mio Dio non era più il mio Dio, anche se io l'amavo, ma il mio Dio era il pallone. E il pastore mentre stava predicando sull'uomo ricco. Vi ricordate cosa dice a quell'uomo ricco? Lui disse: ho tanti beni davanti a me, mangi, bevi, godi, ho i granai pieni, mangi, bevi e godi, domani ci penserò cosa devo fare. Stolto, questa stessa notte tu mi darai conto dell'anima tua. E quando io caddi, che mi ricordo che andai a terra, cercavo di alzarmi ma non riuscivo ad alzarmi perché la gamba non mi teneva, i legamenti non c'erano, quindi cadeva e il ginocchio divenne come un pallone. Venivano i ragazzi che mi guardavano, mi mettevano le mani in testa, si giravano, io non riuscivo a capire che cosa ho avuto. In quel momento sentii questa voce: stolto, questa stessa notte tu mi darai conto dell'anima tua. La mia vita calcistica finito.
cresciuto negli allievi del Napoli, nei pulcini del Napoli, negli allievi, nella primavera del Napoli, cresciuto, già mi vedevo io che potevo giocare a calcio. Il mio futuro era quello di Dio che mi aveva benedetto e che Dio ha benedetto Giacobbe, ci dimentichiamo. E in qualche modo il Signore lo ferma, lo blocca. Giacobbe rimase solo. E guardate la meraviglia della meraviglia che un angelo venne e lottò con lui. Quando noi ci fermiamo, ricordati che il Signor Gesù viene incontro e viene a parlare con te. Qui è l'angelo dell'Eterno, lo vedremo anche più avanti. Subito. E voglio sottolineare una cosa, che Giacobbe ha lottato con Dio, non ha lottato contro Dio. Attenzione! Ha lottato con Dio. Le nostre guerre devono essere le battaglie con Dio, non contro Dio, perché perdiamo in partenza. Possiamo discutere con Dio. Lui stesso ce lo ha detto. Venite, discutiamo insieme, dice in Isaia. Quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li rimbiancherò come la neve. Venite. Venite, discutiamo insieme. Il Signore ci vuole. Lui ci ha creati per avere un rapporto fra di noi e con Lui. Lui ha creato tua moglie per te. Lui ha creato tuo marito per te. Grazie Jasmine, che belli che siete. Siete una coppia stupenda. Se non vi avessi, vi avrei cercato. Lui sta creando il fidanzato per te. Nel tuo caso aspetta che lo dica. Dio stesso, ci sono delle situazioni che necessitano una lotta con Dio. Non devi fare una lotta con un membro di un fratello della Chiesa, non devi fare la lotta con il pastore della Chiesa, tu devi fare una lotta con Dio. E Dio ti sta aspettando. E quando dura questa lotta? Quando siamo abituati a rimanere in preghiera a mezz'ora? Quanti siamo abituati a rimanere in preghiera un'ora? Questa lotta, dice la parola di Dio, che fino allo spuntare? Wow! E sapete cosa significa? Perché il declinare del sole è alle 6, alle 7 del pomeriggio. Quindi se si è messo lì dalle 7 del pomeriggio fino alle 6 del mattino, che sorge il sole, quando ha durato questa lotta? È una lotta fisica, non è una lotta spirituale, realmente una lotta fisica. Perché? Perché lui ne esce acciaccato. Ne esce acciaccato. E gloria a Dio quando noi lottiamo con Dio e ne usciamo acciaccati. Perché quando noi lottiamo con Dio e stiamo con Dio non usciamo più come eravamo prima. E tu te ne accorgi quando qualcuno ha lottato con Dio, perché non è più lo stesso. Perché la sua vita non è più la stessa, e perché lui non cammina più come camminava prima. Lui inizia a... Perché zoppicava? Perché lui era forte, perché la commozione dell'anca? Perché se voi andate a fare uno studio, quando tu devi alzare i pesi, se le tue anche non sono bene, tu non ce la fai ad alzare. E gli tocca proprio la sua forza. Perché lui era abituato a guadagnarsi tutte le cose con le sue forze. Lui si guadagnò una moglie con le sue forze. Dovette lavorare 7 anni per riprendersi la moglie che lui amava, perché trovò uno che era più furbo di lui, suo suocero. Osea al capitolo 12 versetto 4 ci dice: nel grembo materno egli prese il fratello per il calcagno e nel suo vigore lottò con Dio, lottò con l'angelo e restò vincitore. Proprio in settimana ho sentito una radio, c'è un personaggio, non voglio fare nomi,
ma c'è uno che si fa chiamare fratello. E gli hanno fatto proprio questa domanda. Gli hanno detto, ma se nessuno ha visto Dio faccia a faccia, perché qui c'è scritto che lui dice ho visto Dio faccia a faccia, ha lottato con Dio, com'è possibile? E lui ha dato una risposta che per chi non ha una conoscenza biblica lo ha raggirato in maniera così bella, ma così perfetta, perché ha detto, ma cosa è scritto lì? Ah, è scritto che Giacobbe dice, ma questo lo dice Giacobbe. Si era dimenticato invece questa persona che lo dice non solo Giacobbe, ma lo dice anche il profeta Osea, che ha lottato con Dio. E non con un angelo, come diceva, è uno degli angeli. No. Qual è il tuo nome? Gli chiese, vi ricordate? Qual è il tuo nome? E lui dice, perché mi chiedi il mio nome? E cosa fece? Lo benedisse. Quale angelo può benedirti? L'angelo dell'Eterno. Era Gesù. Lasciami andare. Lasciami andare. Dopo che aveva lottato, l'angelo gli dice a lui, lasciami andare. Più volte noi troviamo nella scrittura, vediamo che a volte Gesù andava oltre, camminava oltre, per vedere se realmente lo chiamavano e quanto c'era il bisogno. Quindi lui gli dice lasciami andare, ma Giacobbe fa un'affermazione che tutti quanti noi questa mattina dovremmo fare. Dovremmo dire, Signore, non lasceremo questo culto se tu non ci hai benedetti. Questa è l'affermazione di Giacobbe. Ma perché Giacobbe lo fece? Perché sentiva il bisogno di ricevere la benedizione di Dio, perché tutto quello che lui aveva si stava perdendo. Questo era il suo concetto, che il fratello aveva ucciso, avrebbe sterminato ogni cosa, anche le mogli. Non ti lascerò andare. Una domanda strana. Gesù si presenta a lui, l'angelo dell'Eterno si presenta a lui. Ora io vi voglio fare questa domanda. Secondo voi lui sapeva qual era il suo nome o no? L'angelo dell'Eterno. Conosceva con chi stava lottando oppure no? E perché gli chiede qual è il tuo nome? È strano. Io vengo dentro la tua preghiera, lottiamo insieme e poi ti dico qual è il tuo nome? Signore, non ti lascerò andare se tu non mi hai benedetto. Bene, qual è il tuo nome? Chi sei? E fino a quando noi non confessiamo a Dio i nostri peccati, Lui non potrà mai toccare la nostra vita. Lo comprendete o no? Alla donna samaritana gli disse, quando gli disse dammi di quest'acqua perché io possa bere, vammi a chiamare tuo marito. Che strano Gesù! Che strano Gesù! Ma io non ho marito, hai detto bene, perché quello che hai è il quinto e non è ancora tuo marito. Perché il Signore vuole andare alla radice del problema. È inutile darti un palliativo, perché il palliativo, quando noi prendiamo la pillola mal di testa, è un palliativo. Lui vuole andare alla radice del problema. E la radice del problema dell'uomo è il peccato. È il peccato. Qual è il tuo nome? E lui confessò, il mio nome è Giacobbe, gloria a Dio. Signore, io sono un imbroglione. Tu potrai frequentare la Chiesa per 20 anni, ma finché non confessi a Dio chi sei, non potrai mai essere raggiunto dalla mano di Dio e stai illudendo che andrai e conoscerai il Signore un giorno. Stai illudendo te stesso. Dio ha figli e ha una relazione con i suoi figli. Il primo messaggio che Pietro fece dopo l'unzione dello Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo, che cosa fu? Una predicazione di cosa? Di ravvedimento. Ravvedetevi. Che cosa dobbiamo fare per essere salvati? Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato. C'è un ravvedimento prima, io devo ravvedermi. La mia confessione di fede, quello che io posso credere nel Signore che farà nella mia vita, non ci sarà mai se io non cambio.
e realmente non metto la mia vita nelle mani di Dio a dire Signore sono un peccatore, Giacobbe dice sono un imbroglione, lui 15 anni prima a suo padre lo aveva fregato, vi ricordate per chi conosce la storia? Sua madre sapeva che lui amava suo padre, ci teneva molto per Esaù, amava Esaù e doveva dargli la benedizione ad Esaù. E gli disse, figlio mio, perché suo fratello era un cacciatore, vammi a fare una cacciagione, me la prepari e vieni qua. Sua madre subito disse, ho sentito, mentre lui va a fare la cacciagione, preparala prima tu, poi vai da tuo padre, mettiti, perché suo fratello aveva i peli come animali. Che personaggio era, non lo so. Comunque, e suo padre non vedeva più Giacobbe, Isacco non vedeva più. E allora lui si presenta, ecco padre mio, dice ma la voce è di Giacobbe. No padre mio, e allora lui lo accarezza e dice ma chi sei? Ma sono Esaù. La stessa domanda Dio gli pone 15 anni dopo e gli dice qual è il tuo nome? Chi sei? E noi possiamo fregare gli altri, possiamo fregare mia moglie, posso fregare mio marito, io posso fregare il pastore della chiesa, ma Dio non lo freghi? Qual è il tuo nome? Il mio nome è Giacobbe. Gloria a Dio! Nel momento in cui lui dice il mio nome è Giacobbe, il tuo nome non è più Giacobbe, ma il tuo nome è Israele. Quanti sanno che da quando ci siamo convertiti abbiamo un nome nuovo? Gloria a Dio, un giorno verrà aperto e ci sarà il tuo nome. Gloria a Dio. Giacobbe avrebbe scoperto il suo nome sul letto di morte, perché Giacobbe chiede all'angelo qual è il tuo nome. E Giacobbe sul letto di morte scopre qual era il nome di questo angelo che ha lottato con lui. Quanti di voi lo sanno? Genesi capitolo 49 versetto 10 dice lo scettro non sarà rimosso da Giuda né il bastone del comando di fra i suoi piedi finché non venga Scilo e a lui ubbideranno i popoli. Chi era Scilo? Scilo è un nome o un titolo del Messia che significa la sua pace o colui che dà pace o riposo. La Luzzi ha tradotto questo termine, il Turgum in aramaico sembra interpretare la parola in questo modo, traduce finché non venga il Messia a cui appartiene il regno. Scilo. Lui aveva lottato con l'angelo dell'Eterno, aveva lottato con il Messia che doveva venire. E dice non ci sarà pace fino a quando non verrà. Giacobbe dopo questo incontro fu cambiato completamente. La mia domanda questa mattina è per te e anche per me. Io me la pongo sempre. Dopo tanti anni che conosco il Signore, quanti cambiamenti ci sono stati nella mia vita? Tu ti senti cambiato da quando non conoscevi il Signore da oggi che lo conosci? Vedi un cambiamento nella tua vita? Perché se non lo vedi non è successo niente. Non è accaduto completamente niente. Sei uscito da una religione e sei entrato in un'altra religione. Sei uscito da una dottrina e sei entrato in un'altra dottrina. L'Apostolo Paolo dice se non ci siamo incontrati con Cristo risorto, vana è la nostra fede. Io mi sono incontrato con Cristo, anche se sono nato in una famiglia cristiana. Mio padre mi ha dato gli insegnamenti cristiani, ho frequentato le scuole domenicali, ho frequentato gli studi, ma tutto questo non servivano niente, fino a quando, come dice Davide, io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Io ho cercato l'Eterno. Dio ancora in cerca all'interno delle chiese evangeliche in Italia
Dio in cerca ancora, non voglio parlare di altre dottrine che non mi interessa, ma all'interno delle chiese evangeliche Dio sta ancora aspettando qualcuno che vada da Lui e confessi e si ferma e dice, chi posso dire? Emanuele rimase solo e lottò con Dio. È inutile che tu lotti con gli altri. Se tu non lotti con Dio, le tue lotte con gli altri non ti serviranno a niente. Perché Dio non vuole cambiare gli altri ci pensano, Dio vuole cambiare. Dio vuole cambiare me. Signore, cambia mia moglie. Una volta pregavo così, sapete io. Tante volte facevamo discussioni, dicevo, Signore, per favore, falla cambiare idea. E lei, Signore, fallo cambiare idea. E il Signore diceva, io vorrei far cambiare idea a tutti e due. Poi abbiamo imparato a mettere le cose nelle mani di Dio. Signore, se io ho bisogno di cambiare, cambiami. C'è un cantico che noi non cantiamo da diversi anni, che si intitola Rinnovami. Quanti lo conoscono? Rinnovami, Signor Gesù, io desidero cambiare. Rinnovami, Signor Gesù, io desidero cambiare. Perché tutto quel che c'è dentro di me ha bisogno, tuo Signore, perché tutto quel che c'è dentro il mio cuore ha bisogno più. Sapete che questa è una confessione terribile? Sapete che non è una canzoncina? Ma stiamo dicendo al Signore, Signore, rinnovami. E sai il Signore cosa fa? Ti gira sottosopra e ti scuote. Una sorella, oggi predico come voglio, una sorella era in una riunione delle altre sorelle e stavano leggendo Malachia capitolo 3 versetto 3 e dice che in questo Malachia capitolo 3 versetto 3 dice che il versetto, immagino se qualcuno lo mette magari se mi ricordo che questo è il versetto, comunque dice che colui che purifica l'argento è lì finché l'argento non si purifica, quindi resta lì. E allora questa sorella disse, sapete cosa faccio? Vado da uno che fa l'argento, a Napoli c'è proprio una strada dove fanno artigianalmente gli orefici, si chiama proprio Piazza degli Orefici. C'è una strada dove si tiene proprio, ti fanno l'oggetto loro che tu vuoi, l'anello, quello che vuoi te lo fanno. Quindi ci sono questi artigiani che te lo fanno. Lei chiese se poteva stare vicino a lui quando lui stava facendo qualcosa d'argento. E mentre lui faceva l'argento disse, ma è vero che tu devi stare qui finché l'argento, cioè non vedi che è pronto l'argento? E lui disse, altro che? Dice, ma è vero che non puoi lasciare l'argento lì e te ne vai e poi dopo? No, dice, io neanche un minuto, un secondo in più, perché se io non vedo, non guardo, si perde tutto. Lo devo togliere al momento opportuno dalla fiamma. E lei disse, e come fai a vedere quando è pronto? Ah, è semplice, mi devo rispecchiare nell'argento. E io ho scritto, chissà se il Signore si rispecchia a me e vede la sua immagine. Hai voglia di frequentare la Chiesa, hai voglia di stare anni nella Chiesa, ma se tu non cambi e trasformi e gli altri vedono Cristo in te, non serve a niente.
Quello che fa la differenza è Cristo in noi. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È il mio motto oppure no? È il tuo motto? Cristo vive in me. Non importa quanto tempo tu frequenti la chiesa, non importa quanti anni tu frequenti una chiesa, che qualunque essa sia, ma se Cristo non si rispecchia in te e Cristo non vede in te la sua presenza, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha predestinati ad essere, che cosa? Conforme all'immagine di Gesù Cristo. Se la chiesa oggi non funziona, se non sta funzionando, c'è qualcosa che non va. Siete d'accordo con me oppure no? Questa è la verità. E non ho paura di predicare queste cose, non ho paura di predicare questo. E sto per concludere, volevo andare avanti con la predicazione, ma vorrei che questo potesse entrare in ognuno di noi. Perché Dio ci vuole lì? Perché Dio ci vuole lì? Perché se tu non senti il bisogno di andare lì, non hai il bisogno di Dio. Vivi una religione anacquata, vivi un cristianesimo anacquato. Abbiamo detto in settimana, dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio. E come posso imparare? Quanti erano collegati giovedì allo studio? Perché qui eravamo in pochi, giovedì allo studio. Cosa ho detto alle coppie? Come fai a conoscere quando tuo marito o quando tua moglie ti dice qualcosa? Basta lo sguardo. Se tu inviti qualcuno a casa e tua moglie ti guarda, tu già capisci quello che vuole. Non c'è bisogno che lei parla, c'è una sincronizzazione USB, senza fili. Basta che lei ti guarda, tu già, sì, devo mettere la tavola, no? devo fare, devo fare questo, devo mettere questa. Subito c'è una sincronizzazione, basta che si guarda. Bene, noi quando stiamo con il Signore basta uno sguardo. Gesù diceva, davanti alla preghiera, davanti alla tomba di Lazzaro, cosa disse? Padre, grazie perché tu mi hai già... E dov'era la preghiera? Avete letto la preghiera di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro? E perché dice Gesù Padre mi hai già esaudito? Perché c'era una connessione USB. Wi-Fi. Un giorno, concludo con questo, in una facoltà, in un istituto in America, il preside dell'istituto organizzò un viaggio con i suoi studenti, andare in Inghilterra ed andare a vedere la casa di John Wesley. John Wesley è stato uno dei più grandi evangelisti vissuto nel 1800. Era il 1940, lui fece un pullman con i suoi studenti e andò nella casa di John Wesley. Si può visitare in Inghilterra. E tutti i giovani andarono stanza dopo stanza finché arrivarono nella camera da letto. Nella camera da letto il pavimento a terra era in legno e davanti al letto, cioè il letto era per così, lì dove c'era il letto c'erano 2 solchi a terra, 2 solchi. E allora gli chiesero al cicerone che li portava lì, gli dissero: ma cosa sono quei 2 solchi lì? E lui gli disse, John Wesley predicava dalle 9 alle 10 ore. Pregava dalle 9 alle 10 ore al giorno. C'erano dei solchi. Uscirono, a un certo punto salirono sulla corriera, sull'autobus, e non c'era un certo Billy. Dov'è Billy? Chi ha visto Billy? Andiamo a vedere dove è Billy. Quindi scese il preside e andò a cercare dove era Billy e visitò tutte le stanze finché dove lo trovò in ginocchio nei solchi a terra vicino al letto di John Wesley e stava gridando, Signore fallo ancora, ti prego, Signore fallo ancora, e piangeva, Signore fallo ancora. Sapete chi è questo Billy? Billy Graham, nel 1940, lui era lì in ginocchio, Signore fallo ancora, e lui, dobbiamo andare via, figli, usciamo, Signore fallo ancora, fin quando non c'è nella Chiesa il desiderio di vedere l'opera di Dio in mezzo a noi, la gloria di Dio nella nostra nazione, non vedremo mai nulla. Tu sei stato chiamato
a salvezza. Sei stato chiamato per fare il cambiamento, ma Dio vuole cambiare prima la tua vita, perché se non cambia la tua vita non potrà cambiare la vita degli altri, guariti per guarire. Guariti per guarire. E allora vengo al dunque. Gesù nel Getsemani, la scrittura ci dice che si separò da loro un tiro di sasso e si mise a pregare. Si separò da loro un tiro di sasso, ebbe questa comunione col Padre, sentiva il bisogno di avere questa comunione con il Padre perché doveva affrontare la croce. E per quella croce noi oggi siamo qui. E per quella comunione che lui aveva con il Padre, Gesù si separava spesso. Qualcuno ha fatto un po' una statistica. Il ministero di Gesù, l'80% era svolto in preghiera. Lui si separava, saliva sul monte e pregava. E aveva questo rapporto. Sapete dove manca oggi la Chiesa di più? Nelle riunioni. Ditelo voi. Nella riunione di preghiera. Come mai? Come mai? Non pensate che siamo diventati un po' religiosi? Quanti credono che la preghiera è una bomba? È qualcosa di incredibile che Dio ci ha donato, di entrare nel luogo santissimo. Lo scrittore agli Ebrei dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia, perché abbiamo un sommo sacerdote che per una volta e per sempre ha offerto il sacrificio per ognuno di noi. Questa mattina io non conosco la tua situazione, non conosco il tuo problema, non conosco la tua vita, non voglio neanche conoscerla. Io conosco la mia vita, la mia situazione. Ma quello che voglio dirti, se tu ti fermi e ti chiudi nella tua stanza, nel posto, Giacobbe rimase solo e un angelo lottò con lui. Io posso assicurarti che il Signore ti sta aspettando, perché vuole cambiare completamente la tua vita, vuole cambiare la tua storia. E ricordati questo, che nessuno lo potrà fare. È inutile che vai a destra e a manca, perché nessuno potrà cambiare la tua vita. Uno solo lo può fare, è colui che ha creato la tua vita. Può cambiare completamente la tua storia, la tua vita, e tu potrai cambiare la vita agli altri, perché attraverso la tua testimonianza, Billy Graham sentì il bisogno di restare ancora lì e mettersi in quella posizione e dire: Signore, fallo ancora, Signore, fallo ancora. Quanti di noi, andando a casa, vogliono inginocchiare le proprie ginocchia e vogliono dire: Signore, fallo ancora, Signore, fallo ancora, Signore, voglio vedere la tua gloria. Fratelli, stiamo entrando in un tempo molto difficile e la Chiesa deve fare la differenza, e la Chiesa oggi si vedrà ancora di più la differenza tra coloro che servono il Signore e coloro che invece il Signore ce l'hanno qui ma non ce l'hanno qui. Si vedrà. Ora vogliamo avvicinarci alla Santa Cena, vogliamo accostarci alla Cena del Signore, tutti quanti insieme. La parola di Dio dice: non possiamo avvicinarci alla mensa di Dio e alla mensa del diavolo, di Satana, perché se tu stai servendo ancora nella tua vita, sei ancora preso dalle cose di questo mondo, Dio lo sa. Io non so quale sia stata la tua esperienza con il Signore, però io realizzo realmente chi è nato di nuovo. Coloro che sono nati di nuovo, la loro vita non gli appartiene più, perché hanno messo la loro vita nelle mani di Dio e non si lasciano condizionare dalle cose di questa vita. Gesù ha dato la sua vita per te. Egli è morto affinché tu abbia vita e vita ad esuberanza. Questo vale anche per me, sto predicando questa mattina. Affinché voi abbiate vita e vita ad esuberanza. Egli non è morto per migliorare la tua vita.
Egli è morto per riscattare la tua vita. Tu non sai quanto tempo ti resterà qui su questa terra, ma Lui sa che cosa ha preparato per te per il futuro. Quando i Suoi discepoli piansero perché lo videro che Lui disse: non siate tristi, perché io vado a prepararvi un luogo. E quando sarà preparato io verrò e vi accoglierò presso di me. Il Signore è andato a preparare un luogo per te, per me, affinché noi viviamo per l'eternità. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua? Qual è la tua visione della vita? Rispecchiano Dio in te? Lui si rispecchia in te? Io ieri ho pianto tanto davanti al Signore e ho detto: Signore, riconosco quanto ancora devi fare nella mia vita, e Signore, non permettere che le circostanze o le situazioni mi allontanino da te. Uno degli altri segni del ritorno del Signore, andate a vedere Matteo 24, si sparleranno gli uni contro gli altri. E questo sparlare, se tu non lasci operare Dio nella tua vita, ti allontanerà dal Signore, perché i tuoi occhi sono sull'uomo e non sono su Dio. Se tu sei stato offeso da me, io ti posso chiedere perdono, ma se non vai al Signore tu non riesci a darmi il perdono. Cosa fece Dio quando si incontrò con Giacobbe? Tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Con quali uomini lui aveva lottato e aveva vinto? Con quali uomini lui aveva lottato e aveva vinto? Se suo fratello lo stava venendo a prendere, con quali aveva lottato? Lui nello spirito aveva lottato con suo fratello e lo ha vinto, perché Dio si era provveduto che suo fratello, quando gli è andato incontro, non aveva bisogno di quello che lui aveva preparato, le sue astuzie, le sue tecniche, voleva dargli tutti i beni, quasi tutti i beni che lui aveva, cammelli, non so quanti beni aveva preparato. Prenditi, io sono il tuo schiavo, il tuo servo. Aveva preparato tutto, che suo fratello, quando lo vide, gli corse incontro, lo abbracciò, perché quando tu vai a Dio, Dio si prende cura del tuo futuro, della tua vita e dei tuoi nemici. Cambia e trasforma ogni cosa che ti preoccupa intorno a te. Invece tu cerchi di andare a Dio perché vuoi toglierti dai problemi. Dio vuole togliere te dai problemi. E poi si prenderà cura per gli altri. Uno dei miei fratelli ha avuto problemi con la camorra. Uno dei miei fratelli, prima di convertirsi al Signore, per il gioco d'azzardo, che giocava, lo volevano, si convertì al Signore, andò in chiesa, forse mi sta ascoltando, andò in chiesa, per la paura andò in chiesa, perché non voleva sentire del Signore. Ma doveva dare tanti di quei soldi, lo volevano far fuori. Il Signore l'ha riempito con il suo spirito, lo ha cambiato, lo ha trasformato, ha cambiato completamente la sua vita e si è preso cura di chi gli voleva far male e addirittura li ha salvati. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Vai al Signore qualsiasi sia il tuo problema. Rompi il tuo cuore davanti a Dio, rompi il cuore davanti al Signore, lascia che realmente il Signore cambia e trasforma la tua vita. Io non so, ma questa mattina vorrei sentire qualcuno di voi che potesse dire: io ho bisogno di essere cambiato dal Signore. Io quando ero ragazzino in chiesa vedevo persone che si aggrappavano, noi avevamo delle colonne in chiesa, si aggrappavano alle colonne e gridavano: Signore salvami, durante la preghiera. Signore guariscimi. Era così potente la potenza dello Spirito Santo nella Chiesa che non potevi rimanere peccatore, gridavi al Signore: Signore salvami.
Hai pensato cosa sarà il tuo futuro? Dove andrai? Signore, salvami. Signore, cambiami. Signore, trasformami. Signore, rinnovami. Tutto quel che è dentro di me, rinnovami, Signore. Fa che realmente io possa fare una trasformazione completa e che anche mia moglie, i miei figli, mio marito, tutti possano vedere. Non è più lo stesso. Amen. Mentre ti accosti alla Santa Cena, chiedi perdono al Signore. Se ci sono dei conflitti nella tua vita, chiedi perdono al Signore. Accostati con un cuore puro davanti al Signore. Vai a chiedere perdono, ma di vero cuore. E cambia, perché non basta soltanto dirti perdono e poi viviamo la stessa vita. Cambia attitudine, cambia atteggiamento. Piuttosto sopportate qualcosa, dice la parola di Dio. Meglio entrare monchi. Se il tuo piede è d'intoppo al tuo fratello, non dice tagli il piede al tuo fratello, mozzalo. È meglio entrare monchi, ma entrare nel regno dei cieli. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore per il tuo Santo Spirito. Vogliamo ringraziarti, Signore, per come tu questa mattina hai parlato al cuore di ognuno di noi. Signore, tu vuoi rapporti intimi con ognuno di noi. Questo è il tuo desiderio. Ci hai creati per questo, Signore. Signore, questa mattina noi desideriamo lodarti e ringraziarti per il sacrificio del tuo Figlio Gesù Cristo, che è dato per ognuno di noi affinché noi avessimo vita e vita d'esuberanza, affinché anche attraverso questo sacrificio noi potessimo diventare figli tuoi. Signore, grazie per questo culto, grazie per quello che tu hai potuto fare. Io chiedo adesso che lo Spirito Santo continui a parlare dentro al cuore di ognuno di noi, finché arriviamo a casa, anche dopo, che noi possiamo riflettere su questo messaggio, che non sia un culto tradizionale, ma che qualcosa si sia smosso dentro di noi, affinché, Signore, noi possiamo vedere un risultato. Signore, fai di questa Chiesa una casa di preghiera. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Grazie per quello che tu fin qui ci hai dato. Grazie perché fin qui tu ci hai soccorso. Grazie perché, Signore, tu ci hai benedetto al di là di quello che noi immaginiamo. Ma, Signore, io desidero come pastori, ed anche tanti di noi in mezzo a noi, vogliamo vedere la tua gloria e vogliamo dire, Signore, fallo ancora. Fallo ancora, Signore. Risveglia una nazione, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Dio ci benedica.